Pioggia e raffiche di vento non danno tregua. Zensone e lo Pitergino battuti da un temporale di eccezionale intensità. Interventi di vigili del fuoco e protezione civile. A Oderzo, grosso albero si schianta al suolo. Nelle aziende agricole di Arcade e Volpago Povegliano si fa la conta dei danni causati dall'intensa grandinata di ieri pomeriggio. Mezz'ora di chicchi grandi come noci hanno spazzato via un'intera annata di lavoro. Zona rossa in attesa del vertice in prefettura, rafforzati i controlli della polizia locale nel quadrante della città al centro degli ultimi episodi di violenza. Monta la polemica politica sull'utilità del dispositivo. Basta Maranza che danneggiano con le loro azioni tutti gli stranieri ben integrati. La comunità marocchina organizza al Pala Verde un evento dedicato soprattutto ai ragazzi. Non una bravata ma una violenza feroce che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. A Belluno 6 giovani identificati e denunciati dalla polizia per il pestaggio di un egiziano di 46 anni. Autoerotismo in bus davanti a una ragazzina di 15 anni e un'altra passeggera, clochard 75enne fermato dai carabinieri. L'uomo rimane in carcere. Si addormenta sul bus, di ritorno da scuola salta la fermata e viene multato nonostante l'abbonamento mensile. Protagonista un ragazzo di 15 anni di Zero Branco. Sul caso interviene Adico che chiede più buonsenso. E salgono a 41 le persone in osservazione per il caso di rabbia canina registrato a Vittorio Veneto. Resta stabile il numero di animali in isolamento e continuano le vaccinazioni nel territorio. Una riapertura simbolica dopo 30 anni di chiusura a Treviso. Il Museo Scarpa torna eccezionalmente a mostrarsi al pubblico con una selezione della sua storica collezione naturalistica. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e partiamo dal nostro sondaggio innanzitutto che vi stiamo sottoponendo da quest'oggi in vista di Ring alle 21, come sempre alle 20:45, anzi come sempre la nostra prima serata di politica. A Vicenza e Padova è stata prorogata, a Treviso scade in questi giorni, ne parleremo tra l'altro tra poco nel telegiornale, ma il sindaco Conte vuole proporre al prefetto di proseguire e rafforzarla anche dopo gli ultimi episodi di violenza. Molti però la ritengono uno strumento non efficace. Parliamo dunque della zona rossa e vi chiediamo: vi sentite più sicuri con questo dispositivo in vigore? Per rispondere di sì, come sempre 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690 e poi l'esito lo vedremo questa sera a Ring dove si parlerà ampiamente dell'argomento. Ma adesso andiamo al maltempo di queste ore, perché anche oggi è stata una giornata di passione, colpiti in particolare Zenson di Piave ma tutta la zona dello Pitergino Mottense. Nell'edizione del Veneto abbiamo visto poi la grossa grandine che ha martoriato Pordenone. Allora noi andiamo in diretta subito col nostro Lucio Zanato che con Nicoletta Rizzetto si trova proprio a Zenson di Piave dove vediamo in azione la protezione civile. Lucio. Sì, buonasera Lina, buonasera telespettatori di Antena 3, ci troviamo a Zenson di Piave, ci troviamo sotto l'acqua perché la prima notizia è che è ripreso a piovere. Mi trovo in via Isola e siamo in uno dei tanti cantieri di intervento della protezione civile qui a Zenson di Piave, ma soprattutto dei pompieri. Tenete presente che i pompieri dalle 15:30 di oggi sono in azione in tutta la zona che va praticamente dal Piave all'Ivenza per tutta una serie di interventi, in particolare ad esempio a Oderzo dove dopo racconteremo appunto che è caduto un grosso albero, come del resto è capitato qui. E qui in via Isola, tra le altre cose, perché i danni non si fermano solo qui, è partita tutta la corrente e di conseguenza qui abbiamo aree del comune di Zenson di Piave che sono assolutamente non servite dalla corrente. Sono con il sindaco Dalandese. Sindaco, motoseghe in azione, ma non è l'unico cantiere che voi avete aperto come protezione civile perché avete strade bloccate. No, infatti gli scenari sono in questo momento, abbiamo 3 scenari aperti, interventi di silvicoltura, quindi rimozione alberi caduti, slamatura in più aree del nostro territorio comunale. Questo è l'intervento più complesso in questa prima fase. Ma da voi la pioggia e la grandine quando è arrivata? È arrivata attorno alle 5:30 più o meno, c'è stata una prima battuta importante, una quantità d'acqua importante che ha scaricato a terra 40 mm in 15 minuti, proprio una cosa impressionante. E poi si è rialzato il vento e ha riportato anche la grandine. Ecco, allora proprio per questo io darei il primo servizio che abbiamo realizzato che riguarda non solo il caso qui specifico che stiamo vedendo in diretta, cioè quello di Zenson di Piave, ma anche quello che è accaduto nel resto dell'area diciamo orientale della Marca Trevigiana. Primo servizio e poi ritorniamo qui a Zenson. Immagini del pomeriggio di oggi a Mansuè con una nuova cella temporalesca in arrivo dal Friuli.
La stessa che poi è passata per Chiarano con questa intensità di grandine. Ma il tempo che colpisce anche con vento forte come Oderzo, dove è caduto uno dei grossi tigli di Viale Battisti. Abbiamo registrato danni molto importanti alle piante, in particolare ai vigneti, ai frutteti, alle orticole e danni anche alle strutture. Quindi attualmente stiamo dando indicazione di effettuare prontamente gli interventi fitosanitari per contenere le infezioni che possono arrivare e daremo nei prossimi giorni anche indicazioni su potature da effettuare e soprattutto come gestire le denunce alle compagnie assicurative. Aree e soprattutto percentuali di danni subiti dal mondo agricolo, come qui a Meduna di Livenza nel pomeriggio di oggi, e rilevati dal consorzio che è nato per proteggere economicamente dalla tempesta chi coltiva. E se per certe colture l'unica soluzione è una polizza assicurativa, per altre diventa essenziale la copertura con reti antigrandine. Per fortuna abbiamo le reti che hanno ottenuto sostanzialmente una discreta copertura rispetto all'evento che c'è stato, un evento eccezionale mai visto. A memoria posso ricordare nel 1993 una grandinata simile qua in zona. Qui grazie all'impianto i danni sono stati limitati al 30% della produzione, nonostante il notevole carico di grandine abbia sfondato in diversi punti la copertura. Ma tanti, sottolinea Amedeo Tonon, non mettono le reti perché per certe colture è antieconomico, ma nemmeno si assicurano. Le assicurazioni ultimamente hanno dei costi proibitivi per le aziende ortofrutticole e sostanzialmente facciamo fatica dal punto di vista finanziario a sbarcarsele. L'idea potrebbe essere quella di creare un fondo quando ci sono queste calamità che può sostanzialmente aiutare gli agricoltori che hanno magari bisogno di ripristinare le strutture o ripristinare le semine, gli orticoli e quant'altro. Intanto dopo il forte maltempo di ieri e di oggi si prevede un lento miglioramento con minori possibilità di grandinate. E ora la situazione migliora, le temperature vanno diminuendo, quindi viene meno tutto questo accumulo di energia. Comunque ancora per domani sera, diciamo dopo il tramonto, c'è possibilità di qualche fenomeno, naturalmente molto meno intenso, e poi un miglioramento ulteriore, la temperatura cala. Già da dopodomani le massime saranno nettamente al di sotto dei 30 gradi e così la prossima settimana, quindi sì, potremo avere dei peggioramenti, ma non sono previsti, per intenderci, temporali. Eccoci qua, allora siamo ritornati a Zensole di Piave in questa via che porta appunto nella zona dell'isola e siamo con il sindaco Dallanese. Sindaco, quanta gente di protezione civile avete mobilitato oggi? Allora, in questo momento il centro operativo è aperto, il centro operativo comunale. Il COC, insomma. Esatto, è aperto in reperibilità H24 e in questo momento abbiamo 3 squadre attive sul territorio, alcune le vedete qua. Danni abbiamo visto per quanto riguarda la viabilità relativi, poi abbiamo visto che è partita la corrente che immagino con l'Enel cercherete di riattaccare velocemente. Sì, esatto, colgo l'occasione per comunicare ai cittadini che ho appena sentito l'Enel, mi dice che attorno alle 10:30, 11 tutta la via, che è la via più popolosa di Zensole di Piave, verrà riattivata la corrente. Per quanto riguarda invece i danni in agricoltura? I danni in agricoltura credo siano importanti ancora. 15 giorni fa abbiamo purtroppo rivissuto questi momenti con una grandinata importante. Devo sentire più tardi, appena finiamo le emergenze, anche i referenti degli agricoltori di Zensole, vediamo. Venendo qua abbiamo visto tanto seminativo a terra. Sì. Ecco, proprio per questo allora invece andiamo a vedere cosa è successo ieri pomeriggio dalle 15:30 in poi nelle zone invece di Arcade, Spresiano e Povegliano. Danni importanti, la grandine, pensate, ancora oggi, questa mattina, era appesa sulle reti antigrandine. Il servizio e poi torniamo per l'ultimo collegamento da qua. Il temporale, come solito, quando che viene su è un disastro. Ma a che ora è cominciato? Che ora era? 5:15, 5:30, più o meno che ora là, sì. E per quanto è andato avanti? Neanche a mezza ora, 10 minuti di tempesta, quella fatisce danni. Non occorrono tante parole per raccontare cosa è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri tra Arcade, Volpago e Povegliano. Bastano queste immagini con file di fragole disintegrate e piante di zucchine appena piantate già irrimediabilmente perdute. Non è più niente, pomodori, zucchine, i miei impiantapori, tutto finito, vedi? Qua che era cardi, non ve n'è più niente, non ve n'è. Questi i danni della tempesta.
In quest'area non c'è attività che non abbia subito danni nella produzione. Irrimediabilmente perduto tutto il raccolto di orzo, avena e frumento, con le spighe svuotate dai chicchi di ghiaccio grandi come noci. Chi ha salvato qualcosa lo deve alle reti che hanno retto finché hanno potuto, con carichi di quintali di grandine che ancora nella giornata di oggi a pieno sole faticava a sciogliersi. Poi c'è chi questa grandinata continuerà a vederla sulla propria casa, con quei punti rossi provocati dai chicchi di grandine, ma anche dai frutti di un vicino ciliegeto sbattuti sul muro dalla furia del vento, che ha divelto un'intera parete di questo fienile, piegando parte del tetto in lamiera. C'è tanto vento qua? Madonna, c'era vento, anzi addirittura le piante che fai così adesso mi spacca anche tutte le piante. Beh, è la prima volta che capita una roba così. Beh, ogni tanto mi capita, perché si capita ancora anche dal peso, perché mi ha buttato dei pini davanti a casa, proprio anche grandi. Ogni tanto quel capita, bisogna accettarlo. Una rassegnazione quasi secolare da queste parti, che comunque non calma la rabbia di chi vive del lavoro dei campi. De pomodoro, guarda, quando ve ne più, guarda, non ve ne più niente, non ve ne più niente. Tutto dell'onca, di là e di qua. Questa è la vita dei contadini. Ecco, questo quindi il quadro per quanto riguarda i danni dell'agricoltura in quella zona, ma anche in questa zona abbiamo detto il pioggia e il vento hanno decisamente fatto grandi danni, mentre noi continuiamo a vedere l'operazione dei vigili del fuoco qui a Zenzon di Piave, ma anche a Oderzo che sta continuando e continuano a esserci richieste di aiuto e soccorso soprattutto per il taglio alberi. Col sindaco Dallanese chiudiamo il collegamento dicendo quanto andrete avanti ancora, stand così a braccio? Ma allora credo come minimo un altro paio d'ore, ci sono anche gli altri interventi ancora aperti, quindi li stiamo seguendo un po' tutti. Loro, i vigili del fuoco, che ringrazio ovviamente, come ringrazio sinceramente anche i nostri volontari di protezione civile, sempre disponibili, apriranno il varco sulla strada e poi probabilmente i nostri volontari continueranno l'intervento per liberare il resto. Grazie sindaco, da Zenzon per il momento è tutto, a te la linea. Grazie Lucio Zanato, grazie al sindaco, grazie a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Chiederei cortesemente alla regia di inquadrare quest'altro video che lancio dal PC, eccolo qua. Questi sono gli allagamenti in zona industriale a Meduna di Livenza, video che ci ha inviato direttamente, lo ringraziamo, il sindaco Arnaldo Pitton. Quindi allagamenti che hanno interessato, vediamo se riusciamo a riproporlo, regia, eccolo qua che si era bloccato. Eccolo, allagamenti che hanno interessato la zona industriale e anche il centro del paese sul Livenza, quindi anche qui grosse difficoltà e protezione civile uscita per cercare di risolvere i problemi. Tra l'altro vi ricordiamo che la protezione civile del Veneto ha emesso per domani l'ennesima allerta, criticità gialla per temporali su tutto il territorio regionale. Dal pomeriggio di domani si verificherà un aumento delle condizioni di instabilità, ancora probabili rovesci e temporali fino al pomeriggio di mercoledì, probabili ancora una volta fenomeni intensi, quindi ancora massima attenzione. Noi cambiamo argomento, andiamo alla zona rossa, perché in attesa del vertice in prefettura di mercoledì mattina sono stati rafforzati intanto i controlli da parte della polizia locale nel quadrante della città al centro degli ultimi episodi di violenza. Dallo scorso weekend abbiamo incrementato i servizi della polizia locale, delle nostre pattuglie, in particolare tra Ponte San Martino, via Roma e la Riviera, e questo prevede un presidio pressoché costante di almeno 2 operatori e che potranno al bisogno fare intervenire altre pattuglie in supporto, e la presenza sarà del tipo appiedato. Dopo gli episodi di violenza degli ultimi giorni, in attesa di capire cosa accadrà della zona rossa in scadenza domenica prossima, sono stati incrementati i controlli della polizia locale, che pattuglierà praticamente con un presidio fisso la zona più a rischio del centro cittadino, tra via Roma, Ponte San Martino e Riviera Margherita. E dopo lo sfogo di ieri, il sindaco Conte rincara la dose, andrà dal ministro Piantedosi con una richiesta ben precisa. Servono strumenti ancora più efficaci nei confronti di chi rifiuta le regole del nostro paese, non rispetta la convivenza civile e si rende protagonista di episodi di violenza. L'integrazione comporta diritti, scrive Conte sui social, ma anche doveri. La questione intanto arriverà mercoledì sul tavolo della prefettura con il comitato ordine e sicurezza ed il sindaco intenzionato a chiedere un cambio di passo. Negli ultimi 2 mesi di zona rossa i controlli hanno portato alla verifica e alla
l'allontanamento di numerosi soggetti. È anche vero che i cosiddetti Maranza assumono sempre più spesso atteggiamenti sfrontati pure nei confronti delle forze dell'ordine. Purtroppo sì, purtroppo sono fatti che sono accaduti e che purtroppo continuano ad accadere, se vogliamo anche un po' troppo frequentemente, per cui da questo punto di vista è interesse nostro agire con decisione su queste persone che credono di potersi comportare liberamente senza alcun genere di rispetto nei confronti di chi indossa una divisa, ma anche nei confronti dei cittadini o comunque degli utenti. Intanto il dibattito sulla sicurezza infiamma in città sia a destra che a sinistra. La zona rossa, così come oggi, non basta più e sembra diversa da quella che è stata proposta l'anno scorso. Si ha la sensazione che appaia più come una misura di rimedio piuttosto che preventiva. Credo sia arrivato il momento di uno step 2.0. Presidi fissi, controlli continui e una presenza stabile nei punti più delicati della città come via Zorzetto e via Collalto. Intendo presidi operativi. Di situazione sfuggita di mano parla l'opposizione, che giudica la zona rossa una soluzione parziale, visto che gli ultimi episodi proprio in questa zona si sono verificati. Certo, serve la presenza di maggiori forze dell'ordine, serve che ci sia una repressione per quelli che sbagliano. Certo, fa riflettere il fatto che il sindaco Conte appunto un anno fa aveva annunciato proprio per la zona oggetto di questi episodi un festival antidegrado. Di questo annuncio non abbiamo più visto niente. Basta a Maranza che danneggiano con le loro azioni tutta la comunità di stranieri integrati e che si comportano bene. La comunità marocchina organizza al Palaverde di Villorba per sabato 13 giugno un evento dedicato soprattutto ai ragazzi. L'hanno già battezzato evento anti-Maranza, quello organizzato dalla comunità marocchina per sabato 13 giugno al Palaverde di Villorba, una giornata di festa e cultura rivolta soprattutto ai giovani marocchini in Italia. Ci saranno artisti ma anche uno psicologo per allacciare un rapporto con quei ragazzi che hanno comportamenti fuori dalle righe. Ad organizzare l'evento Abdallah Khezraji, referente storico delle comunità di immigrati, mediatore culturale che parla a nome dei tanti connazionali che vivono qui da decenni, sono integrati e si comportano bene. Ovvio che sarà un evento anti-Maranza, nel senso che chi viene da noi non deve essere un delinquente, non deve essere un ragazzo fuori binari, quindi per noi è importante sottolineare questo. Quindi questi ragazzi che sono dei delinquenti non ci rappresentano per niente e devono assolutamente essere responsabili per i loro atti. Quindi Treviso è una città in cui noi viviamo, ci ha dato molto, la rispettiamo la loro, la bellezza di Treviso, e quindi noi siamo molto incavolati per quelle che si comportano male. Ritorniamo alla cronaca adesso. Autoerotismo in bus davanti a una ragazzina di 15 anni. Un clochard 75enne è stato fermato dai carabinieri, l'arresto è stato convalidato e l'uomo rimarrà in carcere. Sarebbe salito a bordo di un bus MOM all'altezza dell'ospedale Cafoncello, addosso pantaloncini del pigiama ed una maglietta. Il 75enne, un clochard ex camionista originario della provincia di Foggia, da tempo nella Marca, ha addocchiato una quindicenne che viaggiava da sola, iniziando a molestarla. L'uomo si sarebbe avvicinato alla giovane e si sarebbe abbassato i pantaloncini compiendo atti osceni e rivolgendo le frasi volgari. La ragazza, terrorizzata, è riuscita ad allontanarsi e a sedersi vicino ad un'altra passeggera per chiedere aiuto. Immediatamente la donna ha chiamato il 112 spiegando quanto stava accadendo. Così, quando il bus è arrivato alla fermata della stazione ferroviaria, l'uomo è stato fatto scendere ed arrestato dai carabinieri. Il 75enne non è nuovo a questi atti, ha alle spalle diversi precedenti anche specifici. Nel 2024 aveva già patteggiato una condanna per atti osceni in luogo pubblico e a partire dal 2002 era stato segnalato e denunciato numerose volte alle forze dell'ordine per episodi analoghi. Il suo legale, l'avvocato
l'avvocato Enrico Villanova non esclude di richiedere a breve una perizia psichiatrica volta ad attestare le reali condizioni mentali dell'uomo al momento del fatto e la sua capacità di stare in giudizio. Per ora però il 75enne resterà dietro le sbarre del carcere di Santabona. L'arresto è stato convalidato. Il legale potrebbe chiedere un provvedimento meno afflittivo se un familiare accettasse di poterlo ospitare a casa. E sono salite a 41 le persone sotto osservazione sottoposte a profilassi per il caso di rabbia canina scoppiato a Vittorio Veneto la settimana scorsa. La notizia arriva dal gruppo di lavoro composto dai diversi comparti coinvolti nell'emergenza, voluto dal sindaco Mirella Balliana, e se sono cresciute le persone rimangono invece stabili a 10 cani in isolamento sanitario per 2 mesi nella struttura di Ponzano. Infine il sindaco ricorda che entro le prossime 2 settimane tutti i cani presenti nel territorio di Vittorio Veneto dovranno essere vaccinati a carico dei proprietari, così come gatti e furetti maggiormente esposti al contagio. Per ogni informazione veterinaria il numero è 336 23 17 11, invece per quella medica il numero è 333 3360 572. Un caso destinato adesso a far discutere: si addormenta sul bus di ritorno da scuola, salta la fermata e viene multato nonostante l'abbonamento mensile. Protagonista un ragazzo di 15 anni di Zero Branco. Sul caso interviene l'Adico che chiede più buonsenso. Doveva semplicemente tornare a casa dopo la scuola, ma un colpo di sonno gli è costato una multa da 58 €. È accaduto a un ragazzo di 15 anni di Zero Branco che viaggiava sulla linea Treviso-Padova con un regolare abbonamento mensile. Addormentandosi durante il tragitto ha superato la fermata prevista. Al controllo ha subito spiegato l'accaduto, mostrando il proprio abbonamento, ma il titolo di viaggio non copriva il tratto successivo e il controllore ha elevato la sanzione. L'abbonamento non copriva la tratta fino a Scorzè. Una situazione per fortuna che non capita tutti i giorni, ma che certamente ci aiuta o ci dovrebbe aiutare a riflettere. Classico esempio come a volte anche il buon senso dovrebbe prevalere su quelle che sono certe regole che potrebbero rivelarsi anche assurde. Il giovane è quindi sceso alla prima fermata utile e ha chiamato la madre per rientrare a casa, una vicenda che ha fatto intervenire l'Adico, secondo cui sarebbe stato sufficiente richiedere il pagamento della differenza del biglietto senza ricorrere alla multa. L'associazione ora chiede l'annullamento del verbale, sostenendo che la buona fede del ragazzo fosse evidente. Speriamo che adesso, tramite il lavoro del nostro ufficio legale, la multa venga annullata. Certamente ci auguriamo che in un prossimo futuro queste situazioni non si possano più ripetere e ricordiamo che in questo caso il ragazzo è in regola con l'abbonamento, perché poi, svegliato dai controllori, si sono resi conto che un quindicenne non è certo un delinquente o un farabutto che vuole fare il furbo. Questo dunque è l'episodio. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi. Di nuovo a Treviso, ben trovati, torniamo in diretta da studio, parliamo di Pride alternativo ai Giardini Barbisani il 14 giugno, è quello organizzato dal Centro Sociale Django e altre associazioni nello spazio verde di fronte alla stazione per parlare di diritti LGBT ma anche di emergenza abitativa e Palestina. Non solo il Pride del 20 giugno ai Giardini Barbisan, domenica 14 la manifestazione è ancora rivolta, promossa da Famiglia Arcobaleno, non una di meno Treviso, Centro Sociale Django e altre realtà della sinistra cittadina e veneta. Non in opposizione, dicono, ma in affiancamento al corteo che si svolgerà il sabato successivo per le strade di Treviso. Abbiamo scelto di fare un momento diverso, con tempi e spazi diversi, proprio perché vogliamo riappropriarci della piazza in maniera alternativa al corteo, non per togliere nulla al corteo, perché però è importante per noi costruire la città che desideriamo. Quando le persone avranno fatto il loro percorso visitando gli altri stand, usciranno con altre convinzioni, altri dubbi, altri spunti di riflessione. A partire da quelli portati avanti dalle famiglie Arcobaleno.
Quello che vogliono è che semplicemente tutte le famiglie possano avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Per questo chiedono una legge sul matrimonio egualitario, adozioni per tutte le persone e tutte le coppie e l'accesso alla PMA anche per le persone singole e le coppie di donne, perché ciascuno dovrebbe avere il diritto e la possibilità di costruire la propria famiglia. Un focus sarà incentrato poi sul tema casa. E lo faremo proponendo a chi parteciperà all'iniziativa un questionario in cui chiederemo quali sono i problemi relativi alla casa. Lo chiederemo soprattutto in relazione alla discriminazione di genere, ma lo chiederemo in relazione ai problemi che coinvolgono tutte le persone che a Treviso cercano casa, soprattutto giovani, e la trovano con difficoltà. Vogliamo che Treviso abbia l'apertura rispetto a tutti i temi che riteniamo importanti e che merita, e lo facciamo così, quindi appunto risignificando degli spazi, coinvolgendo persone e rendendo questa città davvero a misura di attualità, di 2026 e di futuro. Torniamo con l'attenzione a questo ponte invece del 2 giugno, domani festa della Repubblica, italiani e stranieri, c'è una buona affluenza di turisti in città, pienone in bar e ristoranti del centro. From Poland. Do you like Treviso? Oh, we like Treviso so much, yeah, we love Treviso. Germany. Do you like Treviso? Yes. Vicenza. Quanto vi fermate a Treviso? In giornata, sì. Non toccata e fuga. Conoscevate apposta, perché col trenino facciamo un po' tutti i percorsi, riusciamo in poco tempo a vedere le cose più carine e poi torneremo a vedere quello che ci ha colpito di più. Conoscevate già la città o è la prima volta? No, è la prima volta, a dire la verità. Dall'estero per un soggiorno più lungo, dal Veneto per una gita in giornata, il ponte del 2 giugno vede una buona affluenza di turisti a Treviso, tutti affascinati dalle bellezze della città, da visitare a piedi o col trenino. Bellino, siamo venuti su per questo ponte, mi ha fatto Venezia, poi come step intermedio Treviso, che è stata una piacevole sorpresa perché è molto carina, molto bellina, i local sono molto ospitali, quindi ci stiamo trovando molto bene e stasera ripartiamo. L'impressione ci ha fatto Treviso, molto carina, tenuta bene, questi ponticini, fiorellini, localini, ci piace tanto, sì, molto probabilmente torneremo. Siamo arrivati ora, siamo arrivati, una bella cittadina, bella. È una bellissima città Treviso, è molto bella, è suggestiva, è da vedere. Bellissima, è una città medievale a portata d'uomo, pulitissima e accogliente. Giornata di gran lavoro per bar e ristoranti, l'enogastronomia è sempre un punto di forza dell'accoglienza trevigiana, soddisfazione degli operatori che con i turisti lavorano. Abbiamo vissuto un periodo un po', diciamo, per i fatti internazionali, un po' di calo. Adesso mi sembra che stia tornando verso la normalità, insomma, assolutamente. Si vedono turisti che vengono a visitare la città e insomma tutto fa piacere perché si vede la città che vive, insomma. Stiamo implementando il livello turistico di Treviso in questi ultimi anni, si vede anche dalla qualità di turisti stranieri. Abbiamo delle persone addirittura del Canada adesso che stanno facendo questo giro. Perciò Treviso è una grande attrattiva turistica e il ponte sta dimostrando che comunque è sempre un buon segno. E tra i tesori da vedere in città c'è il Museo Scarpa che sta vivendo una riapertura simbolica dopo 30 anni di chiusura, è tornato eccezionalmente a mostrarsi al pubblico con una selezione della sua storica collezione naturalistica. È un pesce rarissimo, è il pesce degli abissi. Perché degli abissi viene in superficie qualche volta e che una volta è stato catturato e portato qua. Questa è delle Galapagos, all'età di Darwin. Potrebbe averlo incrociato quando Darwin si è fermato per i suoi studi iniziali di biologia. Reperti conservati sotto spirito, animali impagliati e tra loro perfino specie estinte. Macrosinchi. E sono animali che erano molto confidenti, per cui i marinai che facevano tappa alle Canarie li adoperavano per nutrimento, insomma, li hanno distrutti tutti quanti.
Tartarughe, uccelli, serpenti, pesci è il patrimonio del Museo Scarpa di Treviso, protagonista di un'apertura straordinaria ospitata nella Biblioteca Antica del Seminario Vescovile. Per 2 giornate 7 classi delle scuole primarie cittadine hanno potuto visitare una selezione della storica collezione naturalistica, quasi 100 reperti scelti tra i 5.000 conservati dal museo, considerato una delle raccolte più importanti anche a livello internazionale. Grande la curiosità dei bambini davanti agli esemplari provenienti da tutto il mondo, raccolti tra la fine dell'800 e l'inizio del Novecento dal naturalista Giuseppe Scarpa. Questa è un'autentica biblioteca di DNA, perché si possono ricavare frammenti di ossa specialmente, su cui si potrebbe fare l'analisi completa del diagramma genetico di queste specie, oltre che dare l'opportunità a classi di ragazzi di vedere forme viventi e non più fotografie. La collezione non era più visitabile da circa 30 anni, gli spazi che ospitavano il museo erano stati chiusi per problemi di staticità e da allora i reperti sono stati custoditi nei depositi della Curia in attesa di una adeguata e nuova sistemazione. Diocesi e seminario nel frattempo hanno avviato un importante intervento di recupero degli spazi storici, ma per completare impianti e allestimenti del museo servono ancora fondi. A partecipare allo sforzo per riportare alla luce la collezione anche l'assessore Sernagiotto. Deve tornare ad essere un patrimonio condiviso a partire dagli studenti, ma io spero proprio per tutta la collettività, e spero che sia possibile ripristinare il Museo di Storia Naturale nel più breve tempo possibile. Intanto, dopo il successo delle visite scolastiche, il 6 e 7 giugno l'esposizione straordinaria sarà aperta anche alla città con prenotazione obbligatoria. E adesso noi andiamo alle notizie dal Bellunese. Partiamo da quella che non è stata certo una bravata, ma un atto di violenza feroce che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. A Belluno 6 giovani tra i 17 e i 20 anni sono stati identificati e denunciati per il brutale pestaggio di un uomo di origini egiziane di 46 anni avvenuto nel cuore della città. Aiuto! Aiuto! Aiuto la polizia! Il pestaggio brutale e scioccante, i fatti inequivocabili come le responsabilità penali attribuite al branco immortalato dalle telecamere di sorveglianza del centro città. 6 ragazzi fra i 17 e i 20 anni la notte del 22 marzo immotivatamente hanno aggredito e infierito selvaggiamente su un uomo di nazionalità egiziana di 46 anni residente a Belluno. Sono le 3 del mattino in Piazza dei Martiri. L'uomo si trova davanti alla tabaccheria Falcomer quando casualmente incontra un gruppo di giovani. Non si sa se nasce un diverbio, fatto sta che la situazione precipita. Prima gli spintoni, poi l'aggressione. L'uomo tenta di allontanarsi, cerca di sfuggire al gruppo, ma viene raggiunto ancora. La fuga si trasforma in un inseguimento che termina in via Loreto. Qui, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, scatta il pestaggio più violento. Il 46enne finisce a terra e viene colpito ripetutamente con calci e pugni. Una scena agghiacciante che si interrompe soltanto quando un passante sente le urla di aiuto e interviene, mettendo in fuga gli aggressori. La chiamata al 113 e al 118 fa precipitare in via Loreto volante e sanitari del SUEM. Al pronto soccorso alla vittima vengono riscontrate lesioni al volto, alla testa e in varie parti del corpo. Le indagini della squadra mobile delle volanti si scontrano inizialmente con un muro di omertà che rischia di rallentare gli accertamenti, ma c'è un elemento decisivo. L'aggressione viene filmata da uno del gruppo e il video inizia a circolare su WhatsApp. Molti lo vedono, pochi reagiscono. Tra questi, provvidenzialmente, si distingue il comportamento di un giovane che sceglie di non voltarsi dall'altra parte. Grande collaborazione, e di questo mi pregio di dirlo per il bene della città, da parte di un altro ragazzo giovane, del padre, anche della polizia locale, ci ha dato una grossa mano. Abbiamo recuperato il video e la squadra mobile poi è riuscita a identificare tutti e 6, l'ultimo è tra l'altro proprio in questo weekend. I ragazzi, solo uno gravato da precedenti, sono tutti bellunesi e di famiglie normali. L'accusa per tutti è di lesioni aggravate in concorso. Nei prossimi giorni scatteranno anche i DASPO urbani disposti dal questore perché il fatto è gravissimo e non può essere minimizzato. In questo caso vado un po' oltre, dobbiamo anche dare dei segnali seri, credibili
e anche duri in qualche occasione. Manca la consapevolezza assoluta del disvalore delle azioni o del fatto che ogni azione corrisponda, come la legge di Newton, a una reazione uguale e contraria. Ci troviamo di fronte a ragazzi che non capiscono che non si tratta più di una bravata, ma si tratta di fattispecie di reato. Le conseguenze sono le denunce poi nella procura dei minori e quella ordinaria, e quindi cambia un po' il percorso anche della loro vita. Le indagini sono tuttora in corso, gli elementi a carico del branco di un certo spessore. Le conseguenze per il 46enne lievi, ma è stata una casualità. In quel tipo di aggressione, cioè colpendolo mentre uno è a terra con calci e pugni, può essere un problema se si trova un cardiopatico o se involontariamente poi batte la testa e muore. Anche su questo non abbiamo trovato nei ragazzi una consapevolezza della gravità del fatto e delle conseguenze ancora più gravi che poteva avere. Storie e paesi che si intrecciano, da Pieve di Soligo a Santo Stefano di Cadore, passando per Belluno, da Buzzati a Zanzotto. Vediamo il servizio. Un affresco che lo ritrae con in alto a sinistra proprio la cappella dipinta dal padre in una frazione di Santo Stefano di Cadore, dove ci troviamo per parlare di Andrea Zanzotto in un programma che riguarda anche altri due grandi del Novecento. Il paesaggio, la contrada, lo sguardo e la parola di Andrea Zanzotto. Se ne è parlato a Santo Stefano di Cadore, dove si trova a lui intitolato il sentiero che congiunge la stessa Santo Stefano con la frazione di Costalissoio e che il grande poeta di Pieve di Soligo amava percorrere, avendolo imparato da bambino, accompagnando il padre Giovanni, pittore, che lo percorreva per andare a dipingere una Santissima Trinità nella chiesa della frazione. Zanzotto rappresenta un cittadino onorario che ha vissuto qui 2 anni della sua gioventù, da quando aveva 4 anni fino a 6 anni, frequentava la scuola qui perché il padre insegnava, il padre era fuggito dalla guerra e si trovava qui a fare l'insegnante e a fare il decoratore. Difatti ha lasciato dei segni abbastanza importanti nella chiesa di Costalissoio, ha dipinto tutto l'interno di questa chiesa, un bel affresco che bisognerebbe andare a visitare, ad ammirare. Zanzotto è stato uno dei più grandi poeti del Novecento, non solo italiano, ma direi europeo e forse dell'Occidente. È stata una persona che ha dedicato la vita a questa necessità per lui, oltre che passione, che è stata la poesia, ma la poesia come fondamento della vita umana. Zanzotto, insieme a Giuseppe Mazzotti, è anche uno dei 3 grandi veneti del secolo scorso, riuniti nel progetto I Tre Cantori della Montagna, nato per commemorare i 120 anni dalla nascita di uno di loro, Dino Buzzati. Comincia l'avventura di Andrea Zanzotto qui in questo paese dove è nata la sua famiglia, il suo papà. Quindi il sindaco e la comunità ha voluto celebrare la partenza di questo progetto I Tre Cantori della Montagna, partendo proprio da Andrea Zanzotto a Santo Stefano di Cadore. Al bellunese, con le sue radici profondamente dolomitiche, insieme ai 2 letterati trevigiani, è dedicato nei 120 anni dalla nascita un intensissimo programma commemorativo promosso dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese, un percorso che proprio a Santo Stefano ha preso il via. Grazie per essere stati con noi, tra poco le previsioni del tempo. Una buona serata a tutti, arrivederci.